Violenza in strada, scene tratte dalla foresta urbana di Viale Milano a Vicenza, dove si consuma l'ultima rissa tra immigrati. Una scena scioccante, quella a cui i cittadini che abitano nel quartiere sono costretti ad assistere, richiamati dalle urla provenienti dalla strada. Sono le 5:30 del mattino quando inizia una lite furibonda. Chi vive nella zona viene svegliato di soprassalto da questi personaggi che evidentemente a quell'ora sono in giro. Si prendono furiosamente a pugni, a calci, si accapigliano. Dai video girati da chi vive nelle palazzine che si affacciano su Viale Milano, gli sfidanti che si affrontano a torso nudo sarebbero principalmente due ed altri stranieri cercano di dividerli. A quanto pare sarebbero state lanciate anche delle bottiglie di vetro, forse un regolamento di conti. Certo è che nella zona, un reticolato di strade noto come il Quadrilatero, accanto alla stazione ferroviaria e a Campomarzo, la tensione è sempre più alta. Qualcuno ha chiamato la polizia, ma quando le volanti si sono precipitate sul posto, il gruppo di immigrati si era già dileguato. Restano sulla strada macchie di sangue e poi la rabbia, tanta rabbia, l'esasperazione di chi vive in questo piccolo inferno urbano.